Pronti? 1, 2, 3. Buono il segnale con Phil Happy che respinge un primo attacco Numero 4, Frullino, da squalificato. parte di Fackelfin. Contatto Falchetto Jet, intanto sulla piegata continuano in lotta Phil Happy e Fackelfin, che cerca poi posto alla corda e lo trova dopo 200 metri esatti. Sposta invece a questo punto Falchetto Jet, che è il favorito della corsa. Numero 10, finalmente DL, squalificato. Cavalli che arrivano così ai 400 metri con l'offensiva di Falchetto Jet che si porta su Phil Happy. All'esterno c'è anche Future S, mentre in terza posizione lungo la corda vediamo Forever Fly. Se ne vanno i 600 iniziali in 47,6 con Phil Happy che controlla, Falchetto Jet che non insiste, rimane lì al sediolo, si trascina Future S lungo la corda e Fackelfin. Ripetiamo, numero 4, Frullino, squalificato. Tanto 800 metri in 1,4,7 non cambia nulla tatticamente. Phil Happy in vantaggio, all'esterno Falchetto Jet che si trascina Future S alla corda. In seconda posizione rimane Fackelfin che si trascina Forever Fly. 1,22,3 per il primo chilometro, andatura decisamente a rilento. E siamo ora al secondo passaggio davanti alle tribune con andatura che ora sembra un po' ravvivarsi. 16 però il parziale davanti alle tribune e ancora non si è accelerato. Situazione tattica invariata a 700 scarsi dalla conclusione. Ora insiste Falchetto su Phil Happy. Phil Happy in vantaggio, Falchetto che ora attacca con estrema decisione. I due staccano leggermente da Fackelfin che ha sempre all'esterno Future S, 400 al palo, ora un parziale decisamente svelto in 14,3. Corsa decisamente tattica fin qui, ma ora si fa sul serio. C'è l'errore di Future S. Numero 6, Cavalli Future al S, completamento della curva squalificato. finale con Phil Happy che respinge per il momento Falchetto Jet. All'interno si lancia Fackelfin. Siamo ai 80 metri conclusivi con Falchetto Jet che nel finale passa per vincere sullo stesso Phil Happy, mentre per il terzo è probabilmente Fackelfin che mantiene la posizione lungo la corda, 1,18,7 sul doppio chilometro, 29 a chiudere però dopo un 29,5 di penultimo quarto, 58,5 significa il giro conclusivo e si era andati pianissimo nel primo chilometro, poi Falchetto Jet ha deciso di accelerare nel giro conclusivo e ha sottomesso nel finale anche abbastanza nettamente Phil Happy, passa agli 80 finali, vedete. Falchetto Jet, anzi ai 50 finali probabilmente riesce a passare o forse ancora dopo. Al terzo posto invece finisce Fackelfin, la vittoria ancora per Nando Pisacane, dunque Paolo Romanelli al training per conto della signora Karin Walter.